Adesso dico per fortuna che ormai lo si davano per disperso e si prospettava anche la situazione peggiore. Adesso io dico meno male che sembra sia in vita e sono davvero preoccupato anche per quali condizioni di vita possa avere in questo momento trattenuto in quei territori da quelle frange estremiste. Nessuna notizia ufficiale sulla sorte di Fabrizio Pozzobon, militante nelle file della Lega Nord ed imprenditore di Castelfranco scomparso nel nulla nel dicembre del 2016. Ma dopo quasi un anno e mezzo di silenzio si riaccende seppur flebile la speranza che possa essere ancora in vita. La svolta su questo giallo arriva dall'inchiesta di Milano su una famiglia egiziana residente a Como accusata di terrorismo internazionale. Il padre arrestato mentre il figlio, ricercato con un mandato di cattura, si troverebbe in Medio Oriente per combattere. Ed è proprio durante una conversazione che sarebbe emersa questa verità. Il giovane avrebbe fatto da interprete negli interrogatori dei miliziani a Fabrizio Pozzobon. Si parla di qualche tempo fa, poi dell'imprenditore trevigiano. Non si sarebbe più saputo nulla. Ma facciamo un passo indietro. Un anno e mezzo fa Pozzobon lascia il trevigiano per un lavoro in Turchia, così almeno dice anche alla famiglia. Poi una foto che lui stesso invia ad un amico lo ritrae con alle spalle un palazzo bombardato. Qualcosa non torna. Alcuni mesi dopo la DDA di Venezia e il ROS di Padova accertano un suo tentativo di arruolamento nell'ISIS per combattere in Siria. Poi il silenzio, una notizia che sconvolse quanti lo conoscevano. Per la verità io ho manifestato un certo stupore quando mi hanno prospettato l'ipotesi che avesse potuto aderire alle frange estremiste dell'Islam. Io l'ho sempre considerato una persona tranquilla, pacifica. Pozzobon sarebbe tenuto prigioniero in un covo di terroristi sulle montagne, ma sul suo stato di salute e sulla sua sorte non si sa nulla.